Ok, buongiorno a tutti, buongiorno Chiesa, che il Signore vi benedica nella grazia e nella pace del nostro Signore Gesù. Vi invito già ad alzarvi in piedi, ok? Stamattina voglio fare un po' di esercizio con voi, la stagione è bella, i fiori sbocciano, anche le nostre anime devono sbocciare, perciò che il Signore possa benedirci in questa mattina di culto. Tu sai che il Signore è in mezzo a noi, vero? Tu sai che Lui sta già camminando in spirito tra le file della nostra comunità. Stavamo scherzando qua un po' dicendo che la Chiesa è a diverse velocità, no? C'è chi arriva in bicicletta, c'è chi arriva con l'elicottero personale, ognuno al suo tempo, no? Ma la Chiesa pian piano arriva. L'importante è che noi ci sintonizziamo sulla frequenza del Signore. Io vorrei cominciare il nostro culto. Se tu hai portato la parola di Dio, sarebbe interessante che tu potessi aprirla insieme a me in un testo che è molto conosciuto, si trova nel libro di Apocalisse, capitolo 3. Mi piace tantissimo quando i fratelli e le sorelle hanno la Bibbia cartacea, che bello, c'è un rumore fantastico, proprio bellissimo. Ok, Apocalisse capitolo 3, versetto 21, è una promessa di Dio, ok? Una promessa che il Signore ci ha fatto, e è interessante che è una promessa che Lui ha fatto in un periodo molto particolare della storia della Chiesa, no? La Chiesa di Laodicea, che rappresenta la Chiesa degli ultimi tempi, la Chiesa contemporanea, che è una Chiesa che si sta pian piano, dice questo testo, intiepidendo, ossia diventando sempre meno calda nei confronti dell'opera del Signore. E dice così, Apocalisse 3,21: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. Che grande promessa che è questa, no? Sia completamente identificati con l'opera del Signore, ossia completamente identificati con Lui, seduti sul suo trono. Però c'è una condizione, e questa condizione è chi vince. Chi vince, ossia i perdenti non possono sedersi sul trono di Dio. Allora, pastore, come faccio a vincere per sedermi sul trono di Cristo, insieme a Lui? Se tu vai un versetto prima, tu capirai la chiave per questo, che dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Come faccio a vincere? Semplicemente se Cristo entra a far parte della tua vita, ossia se entra a far parte di ogni tua attività quotidiana. Io devo permettere a Cristo, in tutte le situazioni, in tutte le giornate che io vivo, di far parte della mia esistenza. Interessante che questo testo ci dice che io sto alla porta e busso, ma la responsabilità di aprire quella porta è di ciascuno di noi. Cristo non sfonderà la porta, ok? Cristo non farà in modo di entrare violentemente. L'unica maniglia che c'è nella porta del mio e del tuo cuore è interna, non c'è una maniglia esterna, ce n'è una sola che è dentro e sta a te aprirla. Io vorrei cominciare questo culto stamattina con questo spirito, no? Ossia, permetti a Cristo di fare un'opera nella tua vita stamattina. Apri quella porta perché Lui vuole cenare insieme a te, vuole stare seduto alla tua tavola, identificarsi con te. Cristo non è un Dio, il nostro Dio non è un Dio lontano, un Dio disinteressato, è un Dio che bussa alla porta. Ah Signore, ma io non sento la tua opera nella mia vita. Certo, a volte noi lo lasciamo fuori, ma Lui vuole entrare con gentilezza, con amore, con pazienza. Lui sta bussando alla tua porta e stamattina sta facendo la stessa cosa, ok? Tu vuoi cominciare insieme a me questo culto in questo modo? Signore, sono disponibile a aprire quella porta e farti parte della mia quotidianità. Io è questo che vorrei pregare insieme a te questa mattina, ok? Comincia a chiudere i tuoi occhi
e prega insieme a me che veramente il Signore possa agire questa mattina. Il Signore non lascia mai andare niente a vuoto della sua opera. La sua parola non torna mai a vuoto, ma Lui non violenterà nessuno. Ricorda quel testo dei terreni che ricevono il seme della parola. Ci sono i terreni duri che non porteranno frutto, i terreni dove il seme cade ma vicino alle spine e le spine lo soffocheranno, il terreno in mezzo alle rocce che non ha radice, ma poi arriva il terreno buono che porta frutto al 30, al 60 e al 100. E il Signore ti dice: tu vuoi essere un buon terreno questa mattina? Io voglio, ma bisogna volerlo in due. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per questa mattina di culto, perché Signore nella tua presenza tante cose vanno a posto, tante cose si riordinano, tante cose, Signore, vengono dissolte come nebbia al sole. E quando noi, Signore, camminiamo insieme a te, la tua parola dice che se noi mettiamo sulle nostre spalle il tuo giogo è dolce, il tuo giogo è leggero e il tuo invito è: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io darò riposo alle vostre anime. E questa mattina, Signore, ti chiedo di dare riposo ai tuoi figli, ma Signore, che noi abbiamo il coraggio di aprire quella porta e lasciare che tu entri e agisca nelle nostre vite con potenza, con grazia. Facci vedere, Signore, chi tu sei. Facci vedere, Signore, la tua potente opera in noi. Benedici la tua Chiesa con la tua presenza. E ti chiedo, Signore, veramente, tocca il cuore di tutti qua stamattina, tutti, che nessuno rimanga escluso dalla tua grazia. Benedici, Signore, il nostro stare insieme nella tua presenza, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di adorare, io ti chiedo, se puoi, se vuoi, di lasciare il tuo posto e di salutare il tuo fratello alla tua destra, alla tua sinistra, dietro, davanti. Benedici il popolo di Dio, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. alle porte dell'assemblea con gioia e ringraziamenti, che è quello che il testo di Salmi dice. Arrivate con la gioia, con gli strumenti, con le danze, e noi arriviamo davanti a te, Signore, ringraziando una settimana meravigliosa nella tua presenza. Cantiamo insieme. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando
nostro Signore, oh nostro Signore. Gloria e onore. E tutta la terra è piena della gloria del Signore, amen? La Chiesa è piena della gloria del Signore e noi possiamo cantare questa mattina e celebrare il nome del Signore, amen? Con forza, con gioia. Lodiamo il tuo nome, Signore. canzone meravigliosa perché noi facciamo allenamento per l'eternità, no Pastor Sandro? Perché dobbiamo cantare Santo, Santo, Santo in eterno e noi dobbiamo abituarci a questa realtà di dire Signore tu sei santo, 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 Santo sei Signore. E io sono contenta perché io riesco a capire oggi, già ragazzina di quasi 50 anni, che il Signore lavora, ha il suo tempo, ma alla fine Lui ci fa capire, alla fine Lui ci dimostra quello che noi dobbiamo capire, quello che noi dobbiamo avere, la sua volontà.
e dobbiamo imparare a ascoltare la sua voce. E la fede viene dall'udire, e udire cosa? La parola di Dio, esatto. Ed è con questo che noi ci avviciniamo a Lui, ed è con questa meravigliosa parola di Dio che noi capiamo veramente la sua bontà, la sua cura verso di noi. Amen? È il mio rifugio, è la mia forza, è il mio scudo. Amen? Lodiamo a te, Signore. Benedito.
Signore, possiamo fidarci. Solo in te, Signore, io posso confidare. Posso depositare, Signore, le mie ansie, i miei dubbi, Signore, i miei difetti, perché tu sai ogni cosa, conosci ogni cuore ed è pronto, Signore, a trasformare, ed è pronto per fare la tua opera in noi. E noi con le nostre mani alzate al cielo, Signore, noi dichiariamo che tu sei il glorioso Re dei Re, il Dio grande, quello che, Signore, prendi cura delle nostre vite mentre ancora noi dormiamo, quello, Signore, che reggi la barca, dirige e lo fa arrivare, Signore, in acque tranquille. Anche se noi abbiamo delle tempeste in mezzo al tragitto, Signore, ma tu sei lì alla fine, nella conduzione, e ci porta nelle acque tranquille, Signore. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. E c'è luce intorno a te, la voce sua si udrà e il male tremerà, il male tremerà. Cantiamo. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, lui è eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrano sei, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande
Amen. Potete sedervi. Amen. Qualche anno fa avevamo una macchina che a un certo punto ha cominciato ad avere un problema meccanico, no? E tu schiacciavi l'acceleratore e la macchina continuava ad andare più o meno alla stessa velocità, no? Era una macchina con il turbo. Poi abbiamo scoperto che la turbina era rotta, no? Ossia, la potenza che dava la turbina alla macchina si era proprio scassata e quindi la macchina praticamente era da buttare via, no? E questa mattina perché ho cominciato così? Questo messaggio è dedicato a tutti chiaramente, ma in particolar modo a cristiani che hanno la turbina rotta. Sì, cristiani che ancora, o meglio, che una volta sentivano la potenza di Dio agire nella propria vita e oggi non sentono più come prima Dio agire in modo potente nella loro esistenza, no? È interessante che l'Apostolo Paolo, noi stiamo studiando la lettera agli Efesini, ha due, passatemi questo termine, no? Ha un'ossessione per due parole che lui usa in un modo smodato proprio. Dice, la prima parola è la parola grazia. Lui usa su 144 volte che la parola grazia è usata nel Nuovo Testamento, 112 sono citati in testi dell'Apostolo Paolo. L'altra parola che lui usa è proprio la parola potenza. Su circa 80 volte che la parola potenza è citata nel Nuovo Testamento, 40 le usa l'Apostolo Paolo, solo lui. Quindi la metà praticamente di questa parola. E noi abbiamo lasciato nell'ultima predicazione di Efesini capitolo 1 l'Apostolo Paolo che chiedeva in preghiera che i cristiani di Efeso potessero sperimentare la potenza di Dio, ok? E adesso nei versetti da 20 a 23, che sono gli ultimi 4 versetti del primo capitolo di Efesini, Paolo passa a spiegare che cosa significa vivere con la potenza di Dio. La mia speranza è che stamattina tu possa veramente di nuovo sperimentare quella potenza che abita dentro di noi, che ci è data attraverso lo Spirito Santo. Però prima vorrei pregare per questo, ok? Se tu puoi chiudere i tuoi occhi e chiedere a Dio che Lui possa agire nella tua vita ancora una volta. Nostro Dio, nostro Padre, io ti consegno, Signore, la parola che sarà predicata in questo momento. Signore, che lo Spirito possa prendere possesso, Signore, di questo momento, di questo tempo prezioso e che, Signore, tu possa fare la tua opera. Non è il predicatore, ma è lo Spirito Santo di Dio. Ti chiedo, Signore, che la tua Chiesa possa ricevere, Signore, quello che sta desiderando, ossia una vita in cui la potenza di Dio è manifesta. È per questo che noi siamo stati creati, non per vivere una vita normale, ma soprannaturale. Per questo, Signore, ti ringrazio e ti benedico perché so che tu farai la tua opera nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dice così questo testo, Efesini 1, da 20 a 23. Questa potente efficacia della sua forza l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui
che porta a compimento ogni cosa in tutti. Allora, la prima cosa che ci dice questo testo, che dice che questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Allora, sta attento, Cristo aveva fatto delle cose incredibili in vita. Quando lui si avvicinava a un malato, il malato guariva. Quando lui andava verso una persona morta, lui risuscitava i morti. Quando andava a sgridare un demone che possedeva una persona, quella persona veniva liberata dal demone. Ossia, Cristo aveva potere di vita, di morte su chiunque. Ma quando il Signore Gesù è morto sulla croce, ovviamente le speranze dei discepoli sono crollate, sono cadute a terra. Ok? Se vi ricordate, praticamente i discepoli si erano riuniti in una piccola camera, avevano una paura terribile dei farisei, poi c'erano altri 2 discepoli sulla via di Emmaus che si raccontavano l'uno all'altro che Gesù era morto e che la loro speranza era completamente finita, ma Gesù, la parola di Dio ci dice che al terzo giorno è risorto e per 40 giorni lui si è mostrato ai suoi discepoli, ha parlato con i suoi discepoli, ha confortato i suoi discepoli, ha esortato i suoi discepoli ad andare avanti nella vita cristiana, perché tutto stava per cominciare di nuovo, ossia tutto di nuovo stava per essere fatto secondo la volontà di Dio. Quelle vite si sarebbero trasformate in modo incredibile. E Gesù aveva fatto una promessa poco prima di morire in croce. Ha detto: quando io sarò innalzato da terra, ossia quando io sarò crocifisso, Gesù ha detto: io attirerò tutti a me, ossia voi avrete la stessa sorte che io avrò quando risorgerò. Allora state attenti, ci sono 2 tipi di risurrezione che sono citate, esplicitate e approfondite nella parola di Dio. È una risurrezione che è l'ultima risurrezione, che è quella che noi vivremo quando ci sarà la risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Ma c'è un'altra risurrezione che è una risurrezione spirituale, che nel momento in cui noi viviamo una vera e profonda conversione, noi viviamo una risurrezione spirituale che ha a che fare con la nostra anima, non con il corpo ma con la nostra anima. E questo succede a ciascuno di noi. Guarda cosa dice il testo di Efesini capitolo 2, ossia il capitolo subito dopo, dice: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati, ci ha risorti, ci ha fatti nascere di nuovo, ci ha rigenerati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Quando noi abbiamo creduto in Cristo e Cristo è entrato nella nostra vita perché noi abbiamo aperto la porta a Cristo, allora siamo diventati capaci di fare cose soprannaturali che nessun altro essere umano naturale su questa terra sa fare. Allora sta attento che cosa riesce a fare un essere umano che è stato risuscitato con Cristo. Ti leggo 5 versetti che si trovano nella prima lettera di Giovanni e che sono questi. La prima capacità che Dio ci dà soprannaturale attraverso la nuova nascita, attraverso la risurrezione dell'anima, dice così: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. La prima capacità che io ho quando nasco di nuovo, quando risorgo con Cristo, è dire basta al peccato e comincio a santificare la mia vita sulla base della parola di Dio. Il peccato è sconfitto, caro mio. Tu non puoi continuare a lasciare la porta aperta al peccato, perché Cristo ti ha dato la capacità per combattere e per vincere qualsiasi attitudine peccaminosa. Ah, pastore, ma la carne è debole, ma lo spirito che c'è dentro di te è forte, perché Cristo ha già vinto sul peccato, Cristo ha già vinto sulle potenze del maligno, e questo ti dà la capacità di vincere anche tu sulle tue attitudini. Amen, Chiesa?
È questo che il Signore ci promette. Seconda caratteristica di una persona che è risorta con Cristo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Se tu sei nato di nuovo, un'altra caratteristica che tu hai è quella di amare i tuoi fratelli, amare la tua Chiesa, amare le persone che sono perdute nel mondo. Io non posso attenermi ad una postura di indifferenza verso la mia comunità. Se io sono nato di nuovo, io amo i miei fratelli, io amo la Chiesa, io amo stare in mezzo al popolo di Dio. È questo che la parola di Dio ci dice. È impressionante come Dio ci ha messo insieme. Cari miei, in mezzo a noi ci sono culture diverse. Ci sono educazioni diverse, strati sociali diversi. Come io posso stare? Io vi dico la verità, ok? Guardatemi bene in faccia quando dico questo. Se non fosse per Cristo che abita dentro di me, vi chiedo, voi sareste miei amici? È impressionante come Dio ci mette insieme, perché strati sociali diversi, età diverse, e io amo la mia Chiesa esattamente così come Dio me l'ha messa davanti. Perché? Perché c'è qualcosa di soprannaturale nell'amare un adolescente. Voi sapete che è difficile amare l'adolescente, vero? Sto scherzando, io amo i miei fratelli adolescenti. Perché? Perché sono miei fratelli. Perché Dio me li ha messi vicino e io voglio fare il massimo per loro, perché loro possano vivere una vita cristiana secondo l'esperienza che io posso passare a loro. Fratelli, siamo insieme perché Cristo ci ha messi insieme, e questa seconda caratteristica di amare quello che non è amabile è perché io sono risorto insieme a Cristo. Terza caratteristica, Prima Giovanni, sono tutte in Prima Giovanni. Il carattere di fuoco, no? Giovanni, che è stato trasformato dall'amore di Dio. Dice così, 1 Giovanni 5,1: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. La terza caratteristica di una persona che è risorta con Cristo è che crede che Cristo è esistito, che ha fatto tutto quello che ha fatto e che oggi è ancora vivo in mezzo a noi. Gente, ma pensateci un attimo, è normale che noi crediamo in una persona che ha cambiato il mondo, che è vissuto 2000 anni fa, che ha fatto il falegname, che era una persona semplicissima, che ce l'hanno raccontato, noi non lo vediamo, eppure lo amiamo. Perché? Perché siamo nati di nuovo, perché siamo risorti con Lui, perché qualcosa dentro di noi è cambiato in modo radicale. E noi amiamo quello che non abbiamo mai visto. E Gesù ha detto, beati coloro che crederanno senza avere visto. Un falegname di Nazaret, sotto la maledizione di Dio, disprezzato dalla sua famiglia. Di lui si è scritto di tutto e di più, e noi crediamo in lui. E io dico, Signore, questa è un'opera soprannaturale. Per fede, visto che noi siamo risorti, possiamo credere in lui. Quarta cosa, perché tutto è quello che è nato da Dio vince il mondo. Mi piace tantissimo la storia di Stefano, il primo martire della fede. Lo attaccavano in tutti i modi, cercavano di farlo cadere, ma lui, dice la parola di Dio, quando si confrontava coi farisei, sai che cosa diceva la parola? Dice, e nessuno poteva resistere alla sua sapienza, perché lui era pieno della potenza di Dio. A volte noi cristiani abbiamo paura di testimoniare la nostra fede con persone che non conosciamo, oppure con persone che sono molto nostre amiche. Sai perché? Perché noi non confidiamo più nella potenza di Dio. Allora sta attento, la parola di Dio ci dice una cosa: tu vuoi sperimentare la potenza di Dio? Apri la tua bocca e comincia a parlare. Pastore, non sono abbastanza preparato in teologia. Non importa quello che tu hai preparato dentro di te. Apri la tua bocca e Dio ti aprirà la bocca in modo che tu possa testimoniare con una potenza che neanche tu ti immagini. La risurrezione della nostra anima è testata e testificata attraverso quello che tu sei in grado di fare. Quando aprirai la tua bocca, Dio la riempirà con la sua sapienza e ti darà capacità di testimoniare. Quinta cosa, ma colui che nacque da Dio, 1 Giovanni 5,18, dice, Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Sei vincitore sulle opere del male nella tua vita. Dio non permetterà che la tua vita sia toccata, perché tu sei risorto con Cristo.
E adesso ti dico una cosa in più che è il secondo punto. Cristo non è soltanto risorto, ma la parola di Dio dice nell'altra slide che l'ha fatto sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Ossia, Cristo non è andato nell'eternità semplicemente è là che guarda dalle nuvolette, magari con una sigaretta in mano, ok? Non è così che funziona. Cristo, dice la parola di Dio, si è seduto nei luoghi celesti ed è là alla destra del Padre. E sai che qual è il suo ministero principale quando lui si è seduto nei luoghi celesti? Il suo ministero è intercedere per il popolo di Dio. Ossia, lui dice Ebrei capitolo 7 versetto 25, lui dice che vive per intercedere per il suo popolo. Ma la cosa più bella, che se tu vai in Efesini 2,6 dice e con lui ci ha risuscitati e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora tu sai che in questo momento spiritualmente tu sei seduto insieme a Cristo nei luoghi celesti. Allora sta attento, ci sono 3 posizioni spirituali nel mondo della invisibile che è nel regno di Dio. Allora la prima è essere coricati, la seconda è essere in piedi, la terza è essere seduti. Ok? Coricati, in piedi e seduti. La prima ha un significato spirituale molto interessante. Il Salmo dice che in pace mi coricherò e in pace dormirò perché tu solo, Signore, mi fai abitare in sicurezza. È quello che dice la parola di Dio. Quando io vado a letto e sono cosciente che Dio ha la mano su di me di protezione, io posso dormire in pace, a meno che non mangi un mezzo salame alla sera, che chiaramente mi dà fastidio, ma è una cosa biologica, non ha niente a che fare, no? Specialmente dopo i 50 è complicato. Sì, anche la peperonata. E questa è la prima posizione, ossia la posizione da coricati è una posizione di pace e di sicurezza. Dio veglia su di me, ok? C'è una seconda posizione che è la posizione in piedi, ossia spiritualmente parlando essere in piedi significa prontezza al servizio. Tu sai che nel Tempio di Israele non c'erano seggiole, ossia i sacerdoti che entravano dovevano servire costantemente fino a che non finiva il loro turno. Questo significava essere in piedi. Ma la posizione da seduti è la posizione più interessante. La parola di Dio dice che noi, Cristo ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, insieme a Lui sul suo trono, condividendo la sua autorità e la sua potenza, perché trono significa proprio questo, significa ordine e decisione. Allora sta attento a quello che ti voglio dire adesso. Oggi, nell'epoca moderna, c'è un grande problema, che ci stanno togliendo il potere di decidere, ok? Noi scegliamo, ma non decidiamo. Il mercato funziona così, ossia il mercato ti offre qualcosa e tu scegli, ma non decidi. Allora, quando tu vai, te lo faccio con un esempio molto semplice, tu vai in un ristorante, tu che cosa fai? C'è un menù, ok? E il menù tu scegli, ossia quello che c'è già pronto tu scegli. E nel mondo funziona così, il mondo ti offre la possibilità di scegliere. Ma attenzione, i potenti stanno pian piano, giorno dopo giorno, sempre di più, togliendoti la capacità di decidere. Decidere è decidere quale menù c'è nel ristorante. E il mondo vuole toglierti questo. Allora sta attento, seduto nei luoghi celesti in Cristo, sei tu che decidi. Sei tu che decidi qual è la sorte della tua vita, perché Cristo si è seduto al di sopra di ogni principato, al di sopra di ogni autorità, e tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo decidendo cosa sarà la tua vita. Se tu vuoi una vita pienamente di autorità contro il male, contro il peccato, contro i pensieri del mondo, ricordati che sei seduto nei luoghi celesti in Cristo. Quando il nemico entra nella tua vita, come ha fatto Gesù, tu devi semplicemente dirgli: vattene via da me, Satana, e ricordati della tua sconfitta sulla croce. Tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo e puoi farlo. Amen. Se non è così, caro mio, se tu continui a vivere una sconfitta e se tu continui a essere atterrato,
allora è difficile, perché significa che non sei cosciente dell'autorità che il Signore ti ha dato nel mondo spirituale. C'è un'immagine fantastica in Apocalisse capitolo 4. Se tu hai possibilità oggi pomeriggio di leggere questo capitolo di Apocalisse, ti consiglio di farlo dopo questa predica, ok? Allora sta attento. In quel capitolo c'è un'immagine del cielo. Cristo seduto sul suo trono e attorno al suo trono 24 troni, dove dice la parola di Dio sono seduti 24 anziani, ok? Quei 24 anziani seduti insieme a Cristo, condividendo la sua autorità, l'unico motivo perché loro si gettano a terra è quando loro adorano Cristo. Allora sta attento, un cristiano seduto nei luoghi celesti in Cristo, non c'è niente che lo farà atterrare nella sua vita. Tu puoi anche cadere nel peccato a volte, ok? Sta attento a quello che ti dico, sta attento perché è fondamentale. E il nemico cercherà di schiacciarti e di atterrarti e di non farti più rialzare. Ma la parola di Dio ci dice una cosa in un salmo che mi colpisce in modo profondo e dice così, Salmo 37 versetto 24: i passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade però non è atterrato, perché il Signore lo sostiene prendendolo per la mano. Che immagine fantastica, quando i miei figli erano piccoli, che cominciavano a fare i primi passi, no? Il papà o la mamma li tenevano per mano e ovviamente i primi passi sono difficili, no? Ma cosa succedeva se cadevano? Sono qua per dirti una cosa. Il Signore sa quali sono le tue fragilità. Il Signore sa quali sono i tuoi limiti, le tue debolezze. Il Signore sa che tu stai cadendo in un peccato. Lui lo sa. Ricordati che sei seduto nei luoghi celesti in Cristo e se anche stai cadendo, il Signore ti sostiene per la mano e Lui ti vuole rialzare, darti un cammino sicuro. Lui mette i tuoi piedi sopra la roccia e ti fa camminare nelle sue vie per una santificazione, per sperimentare la potenza del Signore. Tu hai autorità sì di dire no al peccato. Tu hai autorità sì di dire no al mondo, tu hai autorità sì di dire no al nemico, tu hai autorità perché la parola di Dio ce lo conferma, che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Fratello e sorella, sveglia, non permettere al nemico di accecare i tuoi occhi, perché noi abbiamo molta più autorità di quello che noi pensiamo. Sei contento della vita spirituale che tu fai? Stai sperimentando la potenza di Dio? Pastore, io faccio una vita molto nella norma. Cristo non vuole che tu faccia una vita nella norma. Cristo vuole che tu faccia una vita anormale. La parola di Dio dice che siamo cittadini del cielo, quindi tu sei un extraterrestre. Ok? E se sei un extraterrestre non puoi vivere su questa terra. Devi vivere in un'altra dimensione, in un'altra realtà che il Signore dice, attraverso questo testo, ci dice, sei seduto nei luoghi celesti in Cristo. Decidi qual è il tuo menù di vita. Decidi che vita vuoi fare. Stai sognando per Dio. Una persona che non sogna per il piano di Dio, per l'opera di Dio qua sulla terra, è morta. Qual è il tuo obiettivo di vita? Ah, pastore, ma io ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, ho questo, l'altro. Sogna per il Signore. Hai autorità per realizzare i tuoi sogni per il Signore, perché la gloria di Dio si manifesta in questa vita. Fratelli, ma possiamo entrare, ascoltami bene, possiamo entrare in una comunità e stare seduti. È così che funziona nel popolo di Dio. Il popolo di Dio non ha spettatori, ha protagonisti. E se io non faccio qualcosa per il piano, per l'opera di Dio, io sono uno spettatore.
E non ci sono spettatori nel popolo di Dio, dobbiamo fare qualcosa perché il Signore ci ha dato almeno un dono a disposizione e quel dono io lo devo prendere e usare il bastone che Dio mi ha dato per andare avanti nell'opera del Signore. Quando Mosè ha rifiutato di andare nell'opera di Dio, il Signore si è arrabbiato, ti ricordi? Ah Signore, ma io non so parlare. Ok, c'è tuo fratello che può predicare per te. Ah Signore, ma chi sono io per andare? Vai, perché io ti investo della mia autorità. A un certo punto il Signore ha detto: chi ha fatto la bocca del cieco, del muto? Chi ha fatto sordo? Io ti ho fatto così. Quindi tu vai e usa il mio bastone per fare la mia opera. Tu sai che è un bastone di comando nelle tue mani? Quelli che testimonieranno di me, se tu vai nell'ultimo Vangelo di Marco, molto interessante. Questa è una canzoncina che piace molto ai nostri adolescenti, che dice così: quelli che andranno e testimonieranno di me calpesteranno scorpioni e serpenti, calpesteranno su tutta l'opera del nemico. Tu sai che il nemico combatte contro di te, vero? Tu sai che lui cerca di ingannare ogni giorno la tua mente con delle bugie diaboliche, ma tu puoi combattere contro di lui perché tu hai autorità di farlo. La parola di Dio ce lo conferma. Il terzo principio che voglio condividere insieme a te è questo, che quando Cristo è risorto, dice che ogni cosa è stata sotto i suoi piedi, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa. Questo testo ci parla di una guerra invisibile che le forze del male scatenano contro di noi da quando noi ci convertiamo. Dice così Efesini capitolo 6 versetto 12: il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini capitolo 6 versetto 12. Interessante che questa battaglia, dice la parola di Dio, non è contro un demonietto di quarta categoria, ok? Sai quei demonietti che... No. Dice che il nostro combattimento è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. La teologia cristiana, biblica, dice che ci sono vari livelli di autorità spirituale maligna, ok? E il nostro combattimento è contro dei demoni di alta categoria che cercano di distruggere la nostra vita, cercano di distruggere la nostra famiglia, cercano di distruggere la nostra Chiesa. Fratelli, da quando io sono entrato nella comunità cristiana evangelica battista Agape 2016 ad oggi, quante volte il nemico ha cercato di distruggere la nostra comunità, ma non ce l'ha fatta. È chiaro, perché la Chiesa, il capo supremo, si chiama Cristo Gesù, il Signore. E quei demoni hanno cercato di distruggere non solo la nostra Chiesa, ma ogni nostra vita, ogni famiglia che è qua dentro. Sai quali sono i 3 principali obiettivi di Satana? Primo, metterci dei dubbi su chi è il Signore. Il secondo dubbio terribile è quello che lui mette dentro di te, che cerca di distruggere la tua immagine di Cristo nella tua vita quotidiana. Il terzo, mettere zizzania tra i fratelli. Ok? Allora, Signore, come possiamo fare perché questo non succeda? Fino ad oggi ce l'abbiamo fatto, ok? Ma abbiamo bisogno di conoscenza. E la parola di Dio ci dà conoscenza per fare questo. Allora, sta attento. Nell'Antico Testamento c'è una storia bellissima, ok? C'è una storia di Eliseo che a un certo punto, ascoltami bene, prestate attenzione qua per favore perché è importantissimo questo. C'è la storia di Eliseo, il popolo assiro stava invadendo Samaria, ok? E Eliseo, mentre l'esercito assiro circondava la città di Samaria, stava dormendo, ma il suo servo vegliava. E a un certo punto il suo servo è andato sulle mura di Samaria, ha visto tutto l'esercito assiro intorno alla città, ok? E gli ha detto: maestro, mio signore,
L'esercito ci ha circondato, siamo finiti, ormai siamo battuti, questa città sarà invasa, sono numerosi come la sabbia del mare. Sai che cosa ha fatto Eliseo? Nella mia testa, in quel testo, se tu vai a leggere, in Prima Re, io penso che Eliseo si sia svegliato, perché proprio così ti porta a pensare al testo, no? Signore, per favore, apri gli occhi di quel servo e fagli vedere l'esercito che noi abbiamo a disposizione. Quando Eliseo ha pregato così, gli occhi del servo si sono aperti, no? E dice la parola di Dio che la città era circondata da carri di fuoco e da angeli che proteggevano la città, che non avrebbero permesso a nessun soldato di Samaria, di Siria, di entrare nella città, perché Dio aveva un esercito molto più potente di quello che erano quei pochi assiri che stavano assediando la città. Ed è interessante che Eliseo fa una preghiera, dice: Signore, accecali in modo che loro non vedano. E quel popolo, gli assiri sono stati accecati. Eliseo li ha portati fuori dalla città e questi, adesso Signore, apri i loro occhi, no? E i loro occhi si sono aperti, si sono accorti, no? Che avevano ormai oltrepassato la città e sono tornati in Assiria perché non sapevano più cosa fare, avevano perso la testa, ok? Sai che cosa vuol dire questo? Signore, apri gli occhi del tuo popolo, perché l'esercito di Dio attorno a noi è molto più potente di qualsiasi principato, autorità, potestà che cerca di lottare contro di noi. Cosa deve fare il popolo di Dio? Due cose: aprire gli occhi nel mondo spirituale e secondo, pregare, come Eliseo ha fatto. Pregare. Gente, quando noi preghiamo, i demoni scappano. I demoni fuggono e noi abbiamo una potenza a disposizione che neanche noi ci possiamo immaginare, ma il popolo di Dio troppe volte dorme. Qual è la riunione meno frequentata della Chiesa? Qual è la pratica meno praticata nella Chiesa, nella tua vita personale? La preghiera. Se c'è una cosa che io faccio la mattina, la prima cosa che io faccio la mattina è, quando ancora c'è silenzio, no, verso le 6:30, mi prendo la mia agenda, vado in un posto isolato e comincio a pregare. Sai quante soluzioni Dio mi ha dato a situazioni che erano irrisolvibili? Perché Dio comincia a rispondere alle tue domande. Tu vuoi un Dio con cui interagire o vuoi un Dio immaginario? Vuoi un Dio di teoria o vuoi un Dio di pratica? Pratica la preghiera. Fratelli, vi chiedo per favore, come pastore di questa Chiesa, frequentate le riunioni di preghiera. Oggi abbiamo a disposizione online 3 riunioni di preghiera settimanali della comunità Battista Agape. 3. Sarà che questa Chiesa risponderà all'appello? Sarà che questa Chiesa vuole vincere sulle forze del male? Sì o no? Mamma mia, ho sentito 2 amen. Buongiorno. Cari miei, il Signore ci ha detto che Lui è capo supremo della Chiesa e ogni principato, ogni autorità, ogni demone è sottomesso alla sua opera. C'è questo versetto interessante che dice che non sarà Dio a stritolare Satana, ma dice che noi saremo a stritolare Satana sotto i nostri piedi. Guarda che cosa dice, interessante. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Saranno i vostri piedi a calpestare Satana. Cristo l'ha promesso già nel capitolo 3 di Genesi, ti ricordi? E Eva, la tua progenie, schiaccerà la testa del serpente. È giunto il momento, Chiesa, di dire basta a Satana e di schiacciare la testa del serpente attraverso l'autorità che Dio ti ha dato, attraverso la preghiera e attraverso un occhio aperto sulle sue astuzie. Tu sai che Lui lavora giorno dopo giorno in questo, ma noi abbiamo l'autorità di dire basta. Ultima cosa che voglio dirti stamattina è
che colui che lo ha dato come capo supremo della Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Allora, quarta cosa di stamattina. Tu sai che Dio sta facendo un'opera nella tua vita, sì o no? Tu sai che Dio ha un piano nella tua vita, tu sai che Dio vuole modellare la tua vita come si modella un vaso di argilla, ok? E ogni tanto questo vaso di argilla che cosa succede? Che si rompe. Tu vuoi fare la tua volontà e Dio vuole fare un'altra cosa. Allora sai che cosa Dio fa? Prende quell'argilla, la prende di nuovo, lo rifà da zero e lo rifà come Lui vuole. Geremia, scendi alla casa del vasaio e guarda quello che io ti dirò. Ossia, la casa di Israele vuole fare la sua strada, io voglio fare un'altra strada, ma io li voglio modellare come io voglio, non come loro vogliono. E quindi il Dio che cosa fa? Prende ogni tanto la nostra vita, la prende, la rifà da zero e la fa come Lui vuole. Però sta attento, per fare questo ogni tanto Lui deve fare un po' di pressione sulla nostra vita. Ah, pastore, già ho tante cose di cui preoccuparmi anche della mano di Dio su di me. Allora, sta attento. Tu vuoi veramente affrontare i problemi della vita con uno spirito diverso? Qual è la prima cosa che noi facciamo quando arriva un problema? A volte non è solo disperarsi, no? Ma a volte è chiedersi, Signore, perché? Facciamo le domande più sbagliate del mondo. Signore, uno, perché questa cosa mi succede? Seconda domanda, Signore, quando finisce questa cosa? Terza domanda sbagliata, Signore, qual è il modo per uscirne? Ossia, facciamo un sacco di domande sbagliate e la domanda giusta da farsi è perché questa cosa è successa a me? E la risposta è molto semplice, perché Dio porta a compimento ogni cosa in noi e attraverso di noi, perché la sua opera qua sulla terra non si ferma. Allora sta attento. Quando ho compiuto 18 anni, mio papà mi ha regalato, quello che adesso è nel mio ufficio, un tappeto persiano, no? E l'ho messo là nel mio ufficio per ricordarmi di questo regalo. E un tappeto persiano, non so se tu sai, ma costa un sacco di soldi, ok? Ma tanto, veramente tanto. E questo tappeto color azzurro che ho là, e a me piace sempre informarmi delle cose, no? E mi sono informato, ho capito il perché costa tanto. Tu sai che chi cucisce, chi intreccia un tappeto persiano, l'artista che lo fa, per ogni metro quadrato di tappeto, lui fa migliaia e migliaia di nodi, ok? Nodi. All'inizio tu non percepisci il disegno completo di quello che è, quello che lui vuole farti vedere, ma alla fine quando tu percepisci e guardi dici wow, che opera d'arte, fantastica. Allora, sta attento che cosa voglio dirti. La parola ci dice che lui sta portando a compimento ogni cosa in tutti noi. Nella mia vita, nella tua vita, Dio sta mettendo mano e sta cercando di cambiare la tua esistenza, sta cercando di cambiare la mia esistenza per metterci insieme l'uno con l'altro e formare un disegno fantastico che in teoria, il mondo dovrebbe vedere e dire wow, là c'è un popolo che ama Dio, un popolo trasformato dalla grazia di Dio, un Dio che trasforma e che porta a compimento ogni cosa in ciascuno di noi. Allora la conseguenza pratica di questa idea che il Signore ci dà stamattina è perché io mi lamento nelle prove e nelle difficoltà della vita, perché Dio sta agendo per lavorare nella mia vita e nella tua vita. Filippesi capitolo 1 versetto 6 dice e ho questa fiducia, dice l'Apostolo Paolo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio sta portando a compimento un'opera nella tua vita. Non lamentarti se a volte il Signore sta facendo pressione perché sta mettendo insieme dei nodi perché il mondo possa vedere che qua c'è un popolo che ama Dio. Adesso pregherò per una cosa che a nessuno piacerà. Signore, manda tanti problemi nella vita di ciascuno di noi in modo che noi possiamo essere trasformati dalla tua grazia. Ti va bene questa preghiera? Sì, pastore, mandami i problemi, sì.
Dio porta a compimento ogni cosa in tutti. Allora sta attento, Dio ci ha messo insieme sì o no? Ci ha messo insieme sì o no? Tu stai soffrendo la tua parte? Sì. Io sto soffrendo la mia parte. Questa sofferenza e queste difficoltà ci porteranno a unirci l'uno all'altro e a mostrare al mondo che il cristianesimo non è un qualcosa di teoria, è un qualcosa di pratica. Dall'amore che avrete tra di voi il mondo conoscerà che siete miei discepoli. Sai cosa vuol dire questo? Il mondo non vuole vedere persone perfette. Il mondo vuole vedere persone che si comportano in modo diverso in situazioni avverse. Quando tu affronterai un momento di difficoltà, di sofferenza, di dolore, e tu lo affronterai in un modo diverso, il Signore mostrerà agli altri chi tu sei. Mi ricordo quando nel 2010 è morta mia mamma, no? Tu sai che la perdita di una mamma non è una cosa semplice, specialmente per un maschio. E la mamma è un punto di riferimento della famiglia fondamentale. E all'inizio chiaramente c'è stata sofferenza, no? Però quando abbiamo fatto il funerale, io e mio fratello avevamo già, anche lui è un cristiano, avevamo già maturato l'idea che lei era nella presenza di Dio, avevamo già superato il trauma qualche giorno dopo e durante il funerale noi abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso dagli altri, ossia tutti si aspettavano, tutti entravano piangendo e ci vedevano io e mio fratello a ridere, scherzare e a dare conforto alle persone che entravano. Ma come, i due figli che dovrebbero essere quelli due che soffrono di più, siete allegri? Come fate a essere allegri? Ma è chiaro, perché il Signore aveva lavorato nel nostro cuore. E nel momento della testimonianza noi abbiamo tirato fuori il sorriso che Dio aveva messo dentro di noi. Mia mamma è la presenza di Dio, godendo della presenza di Dio, guarita da qualsiasi malattia e neanche si ricorda di quello che succede qua sulla terra. È questo l'atteggiamento che il Signore vuole da ciascuno di noi, un atteggiamento diverso in situazioni di crisi. Dio sta facendo una opera in te. Pastore, ma fa male, lo so che fa male, ma Cristo sta creando un disegno perfetto per la sua gloria nella tua e nella mia vita. Tu vuoi permettere al Signore di farlo? Lui lo farà in ogni modo, ok? Ma sta nel nostro atteggiamento la differenza. Il nostro cuore può essere diverso, profumare del buon profumo di Cristo. Io vorrei pregare insieme a te questa mattina. Tu sei pronto ad aprire la porta a Cristo? Il Signore ci ha detto che cosa significa potenza. Potenza significa che noi siamo risorti con Cristo, secondo che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Terzo, che noi abbiamo un'autorità insieme a Cristo. E quarto, che abbiamo delle prove che ci mettono in difficoltà, ma che ci trasformano perché Cristo sta manovrando, modellando la tua vita. E noi dobbiamo ringraziare Dio anche in questi momenti difficili. Io so che qualche cuore sta protestando questa mattina, sta dicendo: perché, Signore, io devo passare per questo? Ma la prova dell'amore di Dio è il fatto che Lui ti ha portato nei luoghi celesti in Cristo. Spiritualmente tu non sei qua. Spiritualmente tu sei là insieme al Signore seduto sul trono. E finché noi non ci rendiamo conto di questo, noi non possiamo vincere sulle battaglie della vita. Ma io voglio pregare insieme a te, ok? Che il Signore possa aiutarti ad aprire quella porta e lasciargli la sua piena autorità sul tuo cuore e sulla tua anima. Chiudi i tuoi occhi. Nostro Dio, nostro Padre, per chi ha rotto il turbo, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa mattina possa desiderare con tutto se stesso di poter vivere una vita di potenza, di autorità, di forza spirituale e rinnovare completamente la sua camminata con te. Per chi ancora non ti conosce, Signore, io ti chiedo
che tu possa fare una breccia nel cuore, di permettere a chiunque ti si sta domandando: Signore, ma tu mi ami? Signore, conferma col tuo spirito la tua opera in lui o in lei. Risveglia il tuo popolo, Signore, e fa che possa sperimentare la grande potenza di Dio in noi e attraverso di noi. Pastore, era per me questa parola. Io voglio sperimentare questa potenza di nuovo. L'ho persa per strada, ma voglio. Allora in questo momento io ti chiedo, se tu sei lì seduto, basta vivere una vita cristiana mediocre, ok? Lasciati usare da Dio, ma io voglio che tu faccia un passo di fede in questo momento. Se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, ti invito ad alzarti in piedi dove tu sei, ok? Dio ti benedica qua, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. 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 Che bella opera che sta facendo il Signore stamattina. Quando spingerai sull'acceleratore, il Signore dirà: il turbo è stato riparato. La vita cristiana sarà una cosa completamente diversa. Questo non significa che tu non vivrai più problemi, ok? Non c'entra niente. Problemi arriveranno, ma quella turbina spirituale si accenderà e tu accelererai in mezzo alle difficoltà. E il mondo vedrà che tu sei una persona diversa. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per questi fratelli e queste sorelle che stanno dando un passo di fede nella tua direzione. Signore, che possono uscire di qua completamente trasformati dal potere della tua grazia e che loro possano veramente affrontare la vita in un modo completamente diverso. Diverso sei tu, Signore, diversi vogliamo essere noi. In mezzo a un popolo che non ti conosce, vogliamo essere luce e sale di questa terra. Grazie, Padre, di poterci fare partecipi della tua opera. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te che si è alzata, dargli una parola di conforto. Amen. Ok, fratelli, potete sedervi per il momento. Ci sarà il momento della cena del Signore in questo momento, ok? Che è un momento delicato e molto intimo con il nostro Signore oggi, no? Noi sapete che facciamo una volta al mese questa cosa, no? Di ricordare 3 cose almeno, che attraverso la cena del Signore noi ricordiamo in modo chiaro. La prima è: dobbiamo fare un'analisi della nostra vita. Secondo, dobbiamo annunciare la morte del Signore per ciascuno di noi. E terzo, ricordando che attraverso la cena il Signore tornerà per prendere i Suoi. Okay? Queste sono le 3 cose che la parola di Dio ci dice a riguardo della cena del Signore. Okay? È un momento di intimità. Pastore, io sono in un momento di peccato della mia vita. Posso prendere la cena del Signore? La risposta è semplice: confessa Dio in questo momento e prendi la cena del Signore. Lascia il tuo peccato. Pastore, io ho un problema con un fratello, con una sorella nella chiesa. In questo momento tu puoi alzarti, andare da quel fratello, da quella sorella, chiedere perdono e prendere la cena del Signore. È un momento di guarigione, il momento della cena del Signore, ok? Perciò, se tu hai deciso di condividere questo momento con la tua comunità e con il Signore in particolare, ti chiedo di alzarti in questo momento. Chiedo ai diaconi di venire responsabili per la distribuzione. I diaconi passeranno per distribuire gli elementi, ok? Quando tu hai preso i 2 elementi ti puoi risedere
e poi alla fine consumeremo la cena insieme, ok? Ti invito ad alzarti in piedi per prendere i 2 elementi. Ovviamente se tu puoi, Generazioni ti adorano, Signore, cantando la canzone dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque verrà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria.
Tutti avete ricevuto? Sì? Ok, è stato distribuito anche di là, scuola domenicale? Ok. Allora ti invito ad alzarti in piedi, a condividere con la Chiesa questo momento di benedizione da parte del Signore. No? Stiamo dichiarando, Signore, siamo uno con te in Cristo Gesù. Siamo disposti a camminare nelle tue vie. Ok? Se tu, pastore, ma se sono battezzato o no, conta? No, è una cosa tua personale con Dio. Non importa se sei battezzato. Battesimo in acqua è simbolo di qualcosa che è già avvenuto nel tuo cuore. Ok? Perciò battezzato o meno tu puoi prendere la cena del Signore, sì, perché è una decisione tra te e Dio, e tra te e Dio non si può mettere nessuno. Ok? Noi pratichiamo la cena, quella che si dice libera, ossia nessuno può impedirti di prendere la cena del Signore. Hai capito come funziona? Ossia, noi non possiamo metterci nel rapporto tra Dio e l'uomo, solo tu puoi sapere se sei degno di prendere la cena del Signore. Ok? Questa è libertà nella presenza di Dio. Quindi, detto questo, prendiamo il pane, condividiamo e poi pregheremo per ringraziare Dio. Ok? Signore nostro Dio, ti ringraziamo per il pane che ci ricorda il sacrificio del tuo corpo che è stato spezzato sulla croce per ciascuno di noi. E la parola dice che mediante i suoi lividi noi siamo stati guariti. Signore, non è una cosa che deve avvenire ancora, è una cosa che è già avvenuta, che il tuo popolo sia un popolo sano spiritualmente e che possa camminare nelle tue vie a testa alta, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, adesso facciamo quello che mi piace tantissimo quando pratico la cena del Signore qua nelle nostre comunità. Tu sai che nella ultima cena il Signore ha istituito la cena, ma c'era un calice unico, ok? Noi, visto che nella modernità siamo sempre un po' schizzinosi, tu c'hai il raffreddore, io c'ho, ok? Facciamo in modo che questo calice diventi un calice unico, ossia tu adesso andrai dal tuo fratello, dalla tua sorella e scambierai il tuo calice e idealmente noi faremo un calice unico per la gloria di Dio, ok? Quindi lascia il tuo posto, condividi il tuo calice e dai una parola di benedizione dove tu sei. Non mi torna il mio. Fai scambio. Va bene. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Facciamo così. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Siamo attaccati. Eccoci. Ok? Per ricordare che Cristo ha versato il suo sangue per ciascuno di noi e la parola di Dio dice che noi siamo stati riscattati non con cose corruttibili come oro o argento, ma col prezioso sangue di Cristo. Sì, Cristo ha pagato un prezzo per te attraverso il suo sangue. E se Dio ha dato il meglio per noi, non dobbiamo fare altrettanto per Lui. Ok? Ricordando questo, prendiamolo insieme. Signore nostro Dio, grazie per il prezioso sangue di Cristo versato per ciascuno di noi. Apri i nostri occhi spirituali per vedere che cosa questo sangue ha fatto per ciascuno di noi. Purezza completa, senso di appartenenza a te. Benedici il tuo popolo in questo momento e io ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Adesso noi abbiamo il periodo di offerte con gloria e onore, forza e potenza appartiene al nostro Signore.
Preghiamo. Padre Santo, grazie per la tua bontà, Signore, verso di noi. Grazie perché anche oggi tu ci hai nutrito, Signore, con la tua parola, dal tuo Santo Spirito, Signore. Grazie per queste offerte che sono state portate qua davanti, Signore, che essa possa essere di contributo, Signore, per l'ampliare del tuo regno, Signore, qua a Treviso. Benedici questa Chiesa, benedici le persone che hanno offerto, perché, Signore, noi abbiamo sempre bisogno di Te. Non lasciare, Signore, che noi ci dimentichiamo che siamo Tuoi figli e ogni giorno Tu sei presente, ci fai presente nelle nostre vite. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ok, 2 minuti ancora per i nostri annunci, ok? Se mi mettete qualche slide, per favore. Bene, il primo è questo, che è il nostro campeggio adolescenti, ok? Che si farà a Santa Giustina, in provincia di Belluno, dall'8 al 13 luglio, ok? Per ragazzi dai 13 anni in su, va bene? E ci sono tutte le disposizioni per iscriversi nel bollettino, anche su Facebook. Se avete bisogno di iscrivere uno dei vostri ragazzi, fatelo con urgenza, perché già altre chiese ci hanno chiesto di partecipare, i posti sono limitati, ma sarà una bellissima esperienza, all'ode e onore del nostro Signore, ok? Quindi per favore iscrivete, perché già sono cominciate le iscrizioni e i posti non sono tantissimi, ok? Secondo annuncio è per il nostro Kids Camp, che è praticamente 2 settimane prima del campeggio adolescenti, dal 24 al 29 di giugno. Potete chiedere alla Cecilia oppure Jacqueline anche qua. Come? Ok, ci sono già i moduli là in fondo se volete iscrivervi. Invece quello dei giovani si farà iscrizione solo online, ok? Mentre qua potete farlo direttamente con le sorelle che si occupano del campeggio. Terzo annuncio. Ok, il giorno 18 maggio, ore 20, dopo il culto giovani, ci sarà l'incontro delle coppie qua a Treviso con il pastore Caio, ok? Quindi mettete nella vostra agenda questo appuntamento, sarà bellissimo stare insieme. Abbiamo appena fatto un incontro di coppie a Belluno, è stato bellissimo là e noi vogliamo ripetere l'esperienza qua a Treviso, ok? Ok, e ognuno se ne andò a casa sua, poche parole. Va bene, preghiamo, fratelli, per cominciare la nostra nuova settimana. Dal lunedì al sabato noi in qualche modo non frequenteremo la Chiesa se non in modo sporadico, no? Però il Signore ci ha dato delle indicazioni ben chiare per la nostra settimana questa mattina. E quindi io voglio pregare che il Signore possa fissare questi insegnamenti nei nostri cuori e combattere il nostro combattimento cristiano con questi principi che il Signore ci ha dato, ok? Chiudi i tuoi occhi e prega Dio veramente che ti possa dare questa potenza supplementare per camminare col Signore, vicino a Lui. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio per quello che abbiamo vissuto questa mattina nella Tua presenza. Adesso, Signore, abbiamo una settimana di sfide davanti a noi, ma noi sappiamo che Tu sei un Dio presente e vogliamo essere vicini a Te, Signore. Per questo noi ti chiediamo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.